Il nuovo Regno d'Italia si trova però ad affrontare subito dopo l'unità una questione delicata e complessa, quella del brigantaggio. Un fenomeno criminale dai risvolti politici e sociali che si sviluppa e diffonde nei territori meridionali della penisola. Siamo quelli che salvano la terra o quelli che vanno a rubare. Noi siamo quelli che la storia ha fatto diventare. E ancora oggi non si sa la vera verità. Chi dice che siamo eroi e chi dice che siamo assassini. La femmina si innamora mentre è in atto una rapina e non siamo soldati. Mamma ha avuto chiamata, non teniamo più terra perché ci hanno ingannata. Siamo diavolo e siamo santa, siamo voce tutto quanta. Siamo diavolo e siamo santa, siamo voce sti briganta. Siamo diavolo e siamo santa, siamo voce tutto quanta. Siamo diavolo e siamo santa, peccatori combattante e non siamo soldati. Mamma ha avuto chiamata, non teniamo più terra perché ci hanno ingannata, s'approfittano sempre e chi la brucia sangue sanno che annanza morta o coraggio non manca. Siamo diavolo e siamo santa, siamo voce tutto quanta. Siamo diavolo e siamo santa, siamo voce sti briganta. Siamo diavolo e siamo santa, siamo voce tutto quanta. Siamo diavolo e siamo santa, peccatori combattanta. Sono una femmina, non mi spiega ancora e come una brigante riusciva a fare terrore. Michelina De Cesare umiliata e denudata, Arcangela Codugno 20 anni carcerata, Filomena Pennacchio lavori forzati, Giuseppina Vitale combattette peggio non contro e persa ieri caccalitri venettene affrontate. Siamo diavolo e siamo santa, siamo voce tutto quanta. Siamo diavolo e siamo santa, siamo voce sti briganta. Siamo diavolo e siamo santa, siamo voce tutto quanta. Siamo diavolo e siamo santa, peccatori combattanta. La Basilicata è uno dei principali epicentri del brigantaggio, soprattutto nell'area del Vulture Melfese, dove agiscono le bande guidate dal famigerato Carmine Crocco. Fuori! Quegli anni tumultuosi e violenti vedranno molti dei capi briganti andare incontro ad esecuzioni sommarie.